Mentre il calcio italiano si interroga su quanta è la nostra forza effettivamente in campo internazionale, e ne abbiamo parlato ieri sull'altro canale, Calcio Fluido, per me sale la febbre Lecce, nel senso che è troppo importante. Ci sono quelle partite che sono triple e questa è una di quelle partite che devi vincere per forza. Parlo di febbre perché si è parlato di febbre pure per Højlund, però calma, cominciamo. Male oggi va così. Allora, benvenuti amici bellini, bentornati alla mia community che lascia sempre il like, grazie sempre. Io mi porto un po' avanti, lo so che ci sono ancora un po' di giorni, però non mi sembra che ci siano altre notizie oggi, quindi possiamo anticipare quella che è un'analisi del Lecce. Mi sono riguardato non tutta la partita dell'andata, ma highlights, mia reaction, quindi possiamo fare un recap perché è molto diversa la situazione adesso, e ho preso anche spunto da un'analisi di Andrea Marinozzi per quanto riguarda il Lecce, dove eccellono, si dice così, eccellano, dove sono più bravi, dove sono più scarsi e quali sono i punti dove noi dobbiamo attaccare, considerando che guardando il calendario un po' di tutte, questa è una di quelle partite che non puoi steccare assolutamente. Mi sono svegliato con questa notiziola di influenza, febbre, insomma quello che ci dicono su Højlund, e qualcuno su X si divertiva a dire sei rimasto solo tu, resisti, eccetera eccetera. Qualcun altro dice secondo te perché lui non si è ancora infortunato, perché non ha fatto la preparazione con noi. Falso, non che non abbia fatto la preparazione con noi, ma falso che non sia ancora infortunato, perché se andate a vedere purtroppo la memoria va un po' a vento, e anche la mia, però è facile tornare indietro per chi ha appunti o per chi ha internet per vedere che Højlund l'avevamo perso già per affaticamento muscolare. Non giocò la partita per esempio proprio con l'Inter, dove mettemmo Neres falso 9, e nella partita con Lecce d'andata partì Lucca titolare. E ci arriviamo, facciamo un recap. Però spostandoci ci spostiamo nello screenshot qua, i vecchi e cari XG, che non sono l'unica cosa che conta come nel calcio così come nella vita, però qualcosa ce la dicono. Tra l'altro io parto da questo dato in generale, che è il PPDA, di cui si parla moltissimo, e cioè quanti passaggi concedi alla squadra avversaria prima di andare a riprendere il pallone. Vuol dire che se il Como ne concede 7.71 sono molto aggressivi e non ti lasciano giocare da dietro. Quindi le squadre più aggressive sono il Como, la Roma, l'Inter. Il Napoli sta qua, mediano, cioè come abbiamo visto, a volte siamo molto aggressivi, a volte aspettiamo. Chi vi viene in mente come squadre? Si vede però così. Una delle squadre che per esempio non vuole essere aggressiva ma aspetta è il Milan. Sorprendentemente come Carmi Special con la D al posto della T. La Lazio ancora peggio, molto più in attesa. Lo avevamo detto per il Sassuolo, che sta comoda ad aspettare proprio per avere molto più campo con le loro frecce, Laurientè, Berardi, eccetera eccetera. Quindi l'attesa, non voglio venirti a prendere alto come fa il Como, ma aspetto e poi riparto con le mie caratteristiche. Il Lecce anche si trova a metà, quindi è una squadra che non lo fa sempre, non lo fa con costanza, e Marinozzi dice però nel recupero alto sono una delle squadre che recupera più palloni alti. Una settimana fa ci diceva Marinozzi che erano sesti per recuperi offensivi, poi però non convertono questo recupero offensivo sempre in un gol, perché lo vediamo anche da qua, hanno il peggior attacco del campionato insieme a Pisa, Parma, il Verone ha 22, quindi insieme a Pisa e Parma hanno fatto solo 20 gol in 28 partite, quindi è chiarissimo. Però non sono solo sfortunati o imprecisi, perché creano anche poco, è la squadra peggiore per XG creati, quindi creano poco, segnano poco. Non hanno la peggior difesa però, peggio di loro hanno fatto Sassuolo, Cagliari, Genoa, Cremonese, Udinese, Fiorentina, Pisa, Torino e Verona,
che hanno subito più gol di loro ne hanno subiti 37, grazie anche a un portiere che spesso fa la differenza, che è Falcone. Gli amanti del fantacalcio sanno che un Thiago Gabriel si sta comportando abbastanza bene, meglio di Gaspar, per dire che era meglio l'anno scorso. Però se è vero che come XG subiti sono i terzultimi in Serie A, cioè avrebbero dovuto subire 47 gol, ne subiscono 37, quindi diamo merito a Falcone e a Gabriel, perché poi negli XG ci sono anche i tiri bloccati, magari un bel blocco di Gabriel ci può stare. Il Lecce non è salvo, partiamo da questo presupposto, perché con 27 punti si sono lasciati alle spalle Fiorentina e Cremonese. Io non le considero Pisa e Verona, abbiate bontà, perché sono troppo lontane, onestamente, serve un miracolo. La Cremonese resta attaccata a Nicola, lo chiamo così perché così l'ha chiamato Yankto, che adesso sta diventando un fenomeno su TikTok, stanno girando parecchi TikTok suoi anche fuori dalle righe, e vabbè, lo accettiamo per quello che è. Però la vittoria contro la Cremonese, che è arrivata nell'ultima giornata, è fondamentale per staccarsi un attimo. Come arriva questa vittoria? Con 2 calci piazzati, perché uno dei punti di forza del Lecce sono i calci piazzati. Siamo arrivati a ben 10 gol dei 20 totali che hanno fatto sono su calcio piazzato, quindi la metà dei gol che fanno sono su calcio piazzato. Contro la Cremonese un calcio d'angolo con Pierotti e poi il rigore, ce lo ricordiamo anche all'andata, perché Savic ci tosse le castagne dal fuoco. Adesso la riviviamo l'andata. Quindi, considerando anche il calendario, è difficile, insomma, c'è un momento difficile adesso che devono affrontare, perché hanno Napoli, Roma, Atalanta, Bologna, poi hanno un po' di scontri diretti: Fiorentina, Verona, Pisa, poi c'è la Juve, il Sassuolo e il Genoa. Insomma, è bene che abbiano fatto questi 3 punti contro la Cremonese. Potrebbero avere, lasciando stare la scaramanzia, un momento di magra e poi avere nuove opportunità per far punti, perché non sono assolutamente salvi, considerando anche che dietro hanno la Fiorentina, che sappiamo ha il potenziale, però ogni tanto si squaglia, così come davanti hanno il Torino, che ha sicuramente il potenziale e ogni tanto si squagliano, e a pari punti col Torino c'è il Cagliari, c'è anche il Genoa, poi consideriamo un po' fuori dalle acque torbide il Parma e a salire Udinese, vabbè. Quindi il Napoli deve stare sicuramente attentissimo sulle palle da fermo e magari alzare un po' il ritmo, perché rivedendo la partita dell'andata fu una partita un po' moscia. Venivamo da Napoli-Inter, quindi dal grande sforzo, e avevamo perso KDB. E se cerchiamo di ricordare la formazione, ci sono delle sorprese che se non te le ricordi tu, se non ce le hai segnate, mica te le ricordi. Ci fu un problemino per McTominay, che non giocò dall'inizio. Il centrocampo era Elmas, Gilmour, Anghissà. Meno male che c'era Anghissà. In attacco c'erano Lang, Lucca e Politano. Olè! E insomma, non male. Perché? Perché Højlund anche veniva da un problema. Højlund entrerà poi nel secondo tempo. Quindi anche Højlund non ha fatto la preparazione con noi. Pure un problema l'aveva avuto. Ma speriamo che, se queste sono 2 linee di febbre, c'è ancora un po' di tempo. Mercoledì, giovedì, venerdì e poi si gioca. Può smaltire tranquillamente. Poi se non ce la dovesse fare, magari adesso vediamo le soluzioni. Comunque avevamo indisponibili anche all'epoca De Bruyne, Lukaku, Lobotka, Rachmani, Højlund, McTominay, che aveva subito problema al flessore in prepartita. Lang a un certo punto chiede il cambio, ce le dobbiamo ricordare queste cose, aveva avuto una botta che non si capiva. Conte impazzisce per un passaggio rischioso di Di Lorenzo sul finale, sembrava avesse mandato a fanculo, invece no, dice dalla lunga, invece di mettere in difficoltà Anglissà, e va a fanculo, nel senso lanciala e non ti preoccupare di giocare. Furono un po' mistificate quelle parole, come sempre. E ricordiamo che Savic para il rigore a Camarda, anche lì calcio piazzato, cioè da un calcio d'angolo c'è una mischia, la palla sbatte su un braccio di Juan Jesus e Camarda per fortuna non riuscì a segnare. Poi alla fine, come abbiamo segnato noi, con calcio piazzato Neres che la mette su Anghissà. Io continuo a dire che se non ci fosse, io non so Elmas, perché ho fatto quella ricerca ieri, se non avete visto il video, ho fatto un po' di investigazione. Elmas non si vede nell'allenamento, nelle foto che hanno postato sull'allenamento. Sullo podcast c'è stato un pochino di andare avanti e indietro sui social, perché Contini aveva postato una storia dell'allenamento dove si vede Lobotka, me l'hanno scritto qualcuno, però io ho investigato ulteriormente e quella foto di Contini dovrebbe essere vecchia, del 24 febbraio, dove Lobotka era tranquillamente allenante e allenabile e allenato. E capita che i giocatori postano una storia che non sia del giorno stesso, hanno
loro foto conservate, gli piaceva quella foto e l'ha postata. Quindi resta il dubbio su Lobo e su Elmas, e se non ci dovesse essere Højlund, perché subito si parlava Elmas falso 9, io credo che se non c'è Højlund, quello più punta, se Lukaku ovviamente non ce la fa a partire dall'inizio, dovrebbe essere Giovanni. Quindi io lascerei Elmas in questa zona se c'è, invece che adattarne un paio. Poi ovviamente con i movimenti Giovanni viene incontro, Elmas va in profondità, così come fa Højlund con Vergara. È chiaro, fare quel lavoro che fa Højlund non è facile per nessuno, però questa è la situazione in questo momento per quanto riguarda il piano gara con il Lecce. È stato intervistato anche Gutierrez, insomma dice che se la stanno preparando molto bene e ho pochi dubbi al riguardo. Voi potete lasciare un like finale, potete aspettarvi, forse, se ce la faccio. Non mirate! Sembra quasi che sai, poco. Allora... È sempre una sorpresa, quindi è bene essere iscritti anche a Calcio Fluido, di modo che potete avere le notifiche, campanelle eccetera eccetera che suonano, per vedere cosa mi guardo. Mi guardo Real City, mi guardo PSG Chelsea, betto diretta gol, così mi guardo tutti i gol. Decidete voi nei commenti, io vediamo cosa faccio. E poi domani, sempre su Calcio Fluido, visto che si parte di venerdì con Parma-Torino o Torino-Parma, facciamo le nostre previsioni per un campionato che comincia ad avere pochi stimoli per una fetta di squadre che non possono ambire l'Europa e non possono retrocedere. Là bisognerà capire gli stimoli individuali, per esempio un Udinese, un Sassuolo, che cosa hanno da chiedere più al campionato? Nulla, e possono distrarsi nel finale di partita. Però c'è anche magari giocatori che vogliono farsi vedere, che vogliono fare dei bonus personali, che potrebbero dare qualcosa in più senza avere pressione. È sempre il doppio discorso, no? È meglio giocare con la pressione della partita importante o con la tranquillità. La tranquillità ti può portare anche alla distrazione, quindi dipende dal singolo gatto come vive lo sport. I nostri gatti sono sicuramente mentalizzati, io credo che ci sia anche un accordo interno, no? Di fare uno sforzo, lo ascoltavo, mi pare l'abbia detto Pastore, la voglia magari di ottenere la qualificazione in Champions il più presto possibile per poter poi gestirsi. Quanti ruboli oggi? Per poter gestirsi per il mondiale, perché adesso molti giocatori hanno dei dentro fuori e altri hanno nel mirino il mondiale. Conte ne è consapevole, lo ha detto pubblicamente, li vuole portare bene fisicamente al mondiale, quindi non rischierà nessuno, non forzerà nessun rientro, e quindi si va compatti con la stessa idea di ottenere il risultato per il Napoli il più presto possibile e poi gestire. Ad oggi il consenso generale in Italia è che se la devono giocare Roma, Como e Juventus in modo completamente diverso per quell'unico posto disponibile. Il Como con quella cosa di vabbè, quello che viene è tutto buono, la Juve che è in slancio perché dopo le inciampate si è ripresa sempre con grande spolvero, e la Roma che era avanti a tutte adesso invece soffrono un pochino anche le grandi defezioni che stanno avendo. Io le defezioni le stanno avendo tutte quante, poi è questione di quanto durano, però facciamolo un calcolo di quelli che sono tutti gli infortuni. Se voi giocate al fantacalcio ve ne sarete resi conto che a un certo punto mettere la formazione è diventato un giochino difficile, cioè che Dybala c'è o non c'è, è Sule che doveva nemmeno Sule, e adesso c'è la no, si è fatto male un'altra volta, e Dumfries è tornato, no, però non è sicuro che giochi, e vi posso fare un elenco infinito di queste cose qua. È chiaro che noi conosciamo dentro e fuori la situazione nostra, però molte squadre stanno subendo grandi defezioni, e poi è questione o di avere in panchina le soluzioni, oppure che sono infortuni un po' più brevi, lo smaltisci e ritorni in campo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi rimando a tutti i social, i mini social, gli altri canali e le cose varie, vi ringrazio per l'ascolto, siete molto carini quando non ci sono informazioni la febbre per McTominay, e quanti lo click, voi l'avete cliccato, e voi siete bellini. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che